Va dove ti porta il cuore. E i nostri cuori a pedali ci portano questa volta tra le valli del Pasubio, del Chiampo, dell'Agno e dell'Astico. Siamo nella Pedemontana Vicentina, un percorso che dal castello di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore ci accompagna passando per Villa Trissino sino in cima a Posina, tra le strade delle 52 gallerie, la storica fabbrica Lanerossi di Schio, sino ai luoghi che ispirarono Antonio Fogazzaro. E con una speranza mai riposta: trovare la nostra mongolfiera. Oh mongolfiera, sei tu la mia mongolfiera? Qui siamo nel castello di Giulietta, nel salone principale. Il salone è stato costruito nel 1936 e nel 1939 e a completamento del salone fu dato incarico a un pittore veronese allora abbastanza noto e rinomato di dipingere ad affresco gli episodi della storia di Giulietta Romeo. La fortuna di avere questi dipinti qua è che poi il pittore a suo tempo incaricato volle contestualizzare il più possibile negli sfondi, nei paesaggi che vediamo nei pannelli, la realtà dei due colli montecchiani, dei due castelli. Atmosfere shakespeariane che avvolgono il viandante, ma tutt'altro che tragiche. Siamo sulla terrazza del castello di Bellaguardia, a noi tutti noto come Castello di Giulietta, ed effettivamente lo sguardo spazia a 360 gradi. Verso sud ecco i Colli Berici, verso nord i Lessini, a ovest abbiamo la città di Verona e ad est invece la città di Vicenza. Montecchio Maggiore è il punto d'arrivo della Pedemontana. Roberto! Dove è andato? Dove sei andato io là? Roberto! 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 Scusa, avevo visto Roberto? Roberto, è passato di qua Roberto, uno piccolo col baffo. Sì, è andato per lì. Di qua? È andato per lì. Andiamo insieme magari. Va bene, lo accompagno. Roberto! 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 Ma che posto è questo qua? Queste sono le grotte di Giulietta. Le grotte di Giulietta? Qui c'è il tesoro di Giulietta. Dai. Ehi là! Che posto! Oh, quanto lungo sei? 300 metri. 300 metri? Ehi, queste qua cosa sei? Durello. Tutte bottiglie di Durello? Durello. Quante bottiglie sarà? Di più di 100.000 bottiglie. 100.000 bottiglie di Durello? E non troviamo più Roberto, mi sa. Mi sa che non troviamo più. Roberto! Roberto! Qui siamo a Montecchio Maggiore, siamo esattamente sotto il castello di Giulietta, detto anche castello di Bellaguardia. Questa è una grotta che ha una caratteristica particolarissima per la produzione di questo spumante. Ha una temperatura costante tutto l'anno di 12 gradi, quindi il vino non sopporta gli sbalzi di temperatura, le escursioni termiche. Abbiamo un buio totale, quindi le condizioni pedoclimatiche ideali per la conservazione e la maturazione dello spumante. E Montecchio è anche la culla della cibernetica. Qui è nato Silvio Ceccato, padre della scienza dell'automazione, la scienza della tecnologia e dell'innovazione, per capirci. La sua casa, la Casa Rossa, è stata riaperta da poco, dopo 5 anni di restauri. Le stanze riecheggiano ancora delle dissertazioni dotte del filosofo irregolare. Ci muoviamo verso Chiampo, percorrendo un itinerario della fede.
per un giorno saremo pellegrini diretti al santuario che custodisce la grotta di Lourdes. Nel 1933 è stata costruita questa grotta per ricordare i 75 anni delle apparizioni a Lourdes e rendere presente qui a Chiampo il messaggio e il luogo di Lourdes. Chiaramente oltre alla grotta qui abbiamo come centro del santuario la tomba del Beato Claudio, il frate artista che ha costruito la grotta e scolpito la statua dell'Immacolata, che completano la realtà del santuario. C'è la statua dell'Incoronata posta nel 1954 in cima al grande viale che porta alla grotta, e nel 1989 è stata inaugurata la Via Crucis monumentale all'aperto. Questa è una raccolta che diciamo che si sviluppa in due parti, questa interna e una esterna. In tutti si possono trovare quasi 1500 oggetti fra, vedete, attrezzatura minuta e attrattori e macchine più grosse che sono nell'altro capannone. La macchina a vapore, uno dei primi sistemi di locomozione o di messa di fare creare movimento, che tramite questo puleggia movimentava la trebbiatrice appunto per il grano. Di qua usciva la granella e dietro la paglia. Queste sono le rele, cioè dove venivano messi i bacchi da seta a mangiare, quando erano ancora allo stadio del bruco. Questo è un torchio per pigiare la vinaccia dell'uva. E dagli strumenti di un tempo per fare il vino alla moderna tecnologia adottata per produrre un nettare bianco DOC, il Lessini Durello. Era il vino del contadino, il Lessini Durello, un vino delle famiglie, il vino che veniva utilizzato nelle feste. Da 40 anni è iniziata la spumantizzazione di questo vino, la nostra azienda ci ha creduto e da questa spumantizzazione questo vino è stato veramente rivalutato. Alcuni lo definiscono una gemma grezza che bastava solo intagliare e da qui abbiamo tirato fuori una perla della pedemontana, una chicca che il turista si porterà a casa. È un vino che ha oltretutto varcato anche confini di oltreoceano, è arrivato alle Seychelles, è arrivato negli Stati Uniti e sta iniziando ad avere degli apprezzamenti. Ha solo bisogno di essere conosciuto. Vitigno antico, autoctono del territorio vicentino e veronese, una perla importante, un vitigno importante per ottime basi spumanti che caratterizzano questo territorio, queste zone. Una importante acidità, una buona tannicità anche che rimane all'interno del vino e che si vede anche dopo la fermentazione, quindi con un gusto parecchio intenso. Questo vino autoctono della nostra provincia, da degustare ai turisti che vengono in questa zona, visitando i nostri capolavori di ville e quant'altro che c'è nel Vicentino, nella nostra zona e nella vallata del Chiampo soprattutto.
Montecchio Maggiore, Chiampo e Valdagno, la Silicon Valley dell'impresa tessile veneta. Un nome per capire: l'industria del conte Gaetano Marzotto, l'industriale con il pallino del sociale. La città sociale nasce con l'industria di Gaetano Marzotto. Qui siamo nella culla della civiltà industriale veneta, qui si fa industria dal 1850. Gaetano Marzotto ebbe la lungimirante idea di costruire una città all'interno della città. Quindi nella riva dove siamo rispetto al torrente Agno costruì tra gli anni 30 e gli anni 40 facendosi progettare da un architetto che si chiama Bonfanti, fece costruire una città nuova dove chi nasceva a Valdagno poteva cominciare a crescere sempre all'interno della città.